con chi strettamente collaborare. Ho scelto apposta colleghi con cui non ho un rapporto stretto durante appunto l'ambito lavorativo. Li ho visti sotto un'altra luce. Alcuni appunto io compresa, che sapevo magari dall'inizio si sarebbero tirati magari un po' più indietro su alcuni tipi di attività, alla fine hanno partecipato, e sono anche quelli che alla fine hanno avuto i risultati migliori, nel senso che sono quelli che sono arrivati ai primi posti anche durante le varie attività, nonostante all'inizio magari non volessero partecipare. Mi è piaciuta veramente molto, infatti è stato tantissimo interessante, mi è piaciuto tanto il corso che appunto ho fatto, e appunto non avevo mai fatto un corso di questo genere, però mi è piaciuto proprio lavorare in modo attivo in questo corso e non solamente ascoltare qualcuno che parla. E niente, è stata un'esperienza comunque molto bella, carina e anche direi anche diversa, perché ho trovato i colleghi che non di solito collaboro strettamente con loro, ma di altre reparti, e abbiamo creato un gruppo di lavoro e un gruppo anche di comunicazione. In quel momento ci sono stati appunto degli argomenti da sviluppare, delle analisi o anche delle attività da svolgere insieme, e ci siamo anche trovati a comprenderci, a lavorare insieme e anche a capirci, quindi per me è stato molto interessante. Io appunto ho partecipato fin da subito. All'inizio appunto lo vedevo più come un corso solo mirato all'ambito lavorativo, ma in realtà poi alla fine ha avuto anche seguito nell'ambito personale, nel senso che poi io come gli altri ho avuto modo di capire meglio che tipo di persona sono al lavoro, ma che tipo sono anche di persona fuori e che poi lavora in questa azienda. Quello che ho scoperto io è innanzitutto che i miei problemi o dubbi, se possiamo chiamarli così, erano un po' condivisi, quindi ho capito che non ero io solamente il problema, ma appunto era poi un'organizzazione, diciamo, che poi comunque ci abbiamo lavorato un pochino su. È stato molto utile perché ci hanno ricordato insomma di lavorare anche un po' sugli obiettivi prefissati, trovare le soluzioni, quindi come si può dire, abbiamo un po' rinfrescato un po' i concetti di lavorare in team, di prefissare l'obiettivo, di raggiungerlo, di comunicare, insomma coinvolgere un po' tutte le persone, ecco. Quindi direi che è stato buono, positivo. Infatti ho avuto modo di mettere a fuoco, ma anche avere conferma di alcuni lati che appunto avevo già intuito che magari non potevano andare, o comunque erano delle mie parti un po' ottimizzare, esatto, da ottimizzare. Ho avuto la conferma, diciamo, esterna, che appunto sono effettivamente da ottimizzare, quindi mi ha dato la consapevolezza su che strada prendere e diciamo su cosa migliorare poi effettivamente. Senza questo corso probabilmente non avrei mai capito che mi mancava la collaborazione con i colleghi, perché pensavo andasse tutto bene, in realtà poi mi sono accorta che piccole cose ancora non andavano e quindi abbiamo lavorato un po' su quelle. Per il resto appunto mi ha dato un'impressione molto positiva. È stato comunque interessante e piacevole, quindi è sempre interagire con le persone, perché sul lavoro si è in una certa maniera un po' più professionali, magari ci sono delle sfaccettature che non si percepiscono, e invece in quelle occasioni magari si vede più la persona, e quindi è stato utile anche per poi rapportarsi in modo anche diverso.